Radio Amore presenta Punto d'incontro, un programma di informazione politica, sociale, culturale. Conduce in studio Ubaldo Scarantino. Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Oggi per Punto d'incontro ospite in diretta Rossella Calascibetta. Rossella, ci sei? Buongiorno, sì. Allora, Rossella è un'allevatrice storica del cane di Mannara, o pastore siciliano. Sì. Dico bene? Sì, dici bene. Diciamo che per capire e classificare un po' il cane, Sì. dobbiamo pensare ad un cane come siamo abituati adesso a vedere così un po' nei film, il border collie, questi cani un po' da conduzione. Il cane di Mannara è praticamente il cane del guardiano delle nostre masserie e dei nostri armenti, greggi, anche di non solo capre e pecore, ma anche di vacche. È un cane autoctono siciliano? Sì, è autoctono siciliano. Abbiamo reperti archeologici che trovati a Galati Mamertino che risalgono addirittura all'età del bronzo. Sì. Si trovano attualmente al Museo Gemellaro di Palermo. Si può visionare una scapola, un cranio che hanno delle dimensioni di molto superiori a quelle del Canis canis. Quindi la presenza di questo cane mastinoide è già datata nei secoli, ecco. Quindi una delle razze più antiche. Sì, è una delle razze più antiche e sicuramente conosce la presenza di mette insieme la presenza di un cane autoctono siciliano con i vari cani che arrivarono tra fenici e greci nei vari scambi commerciali e nei vari contatti e trasferimenti storici che possiamo verificare. Quindi sicuramente buona parte dei cani asiatici, cosa che abbiamo testato poi con delle analisi del DNA mitocondriale, buona parte dei cani asiatici hanno delle frequenze comuni con i nostri cani di Mannara, per cui diciamo che c'è questo bellissimo pezzo di Asia qui insieme al cane autoctono siciliano che aveva delle peculiarità che in Asia non troviamo, tipo il pelo riccio, con queste caratteristiche molto particolari, perché dato che il cane si è temprato nei secoli nella nostra terra, quindi con le escursioni termiche che ben conosciamo, che passiamo da una Enna dove c'è spesso la neve alle zone costiere che sono praticamente caldissime, o le giornate di scirocco, per cui queste escursioni termiche nei secoli hanno temprato questo animale, per cui si ritrova una specie di pelo lanoso tipico, magari molto simile a quello della pecora, che proprio gli crea una camera d'aria e che lo aiuta a ben sopportare questi cambiamenti repentini di tempo, per cui diciamo ha tante caratteristiche uniche e peculiari che vanno sicuramente portate a conoscenza dei siciliani, per cui è un grande vanto. Al momento ci sono delle analisi, degli studi che stanno portando avanti con l'università che stiamo portando avanti con l'Università di Messina e un protocollo anche con Napoli per sempre delle ricerche genetiche e per riuscire a definire il genoma del cane e tutta la popolazione attualmente esistente in Sicilia. Per cui parentele, derivazioni, linee di sangue, un lavoro molto, molto ben fatto. A tutela di questo cane ci sono state negli anni, noi praticamente siamo, appassionati quasi, ci siamo un po' messi così a tutelare questa razza, ad evitare che venga incrociata o rovinata, perché il nuovo parco cani, una volta che c'è ci sono delle selezioni veramente estetiche, tendono a rovinare la funzione del cane e il suo proprio adattamento nei secoli per
per ambiente e per funzione, perché alla fine il pastore ha sempre dato una selezione legata al lavoro, per cui noi abbiamo mantenuto in questi ultimi 30 anni un cane prettamente da lavoro, non un cane guardando al difetto più o meno estetico piacevole all'occhio dell'uomo, ma legato soprattutto a un cane sano, alla funzione, sì. Alla funzione e anche sì. alla salute, perché certo. alla fine il cane che noi ci ritroviamo oggi è anche endemicamente resistente alle malattie tipiche del territorio nostro, come quelle da flebotomo nelle smanie o quelle da ricchezze, da parassiti. Per cui diciamo abbiamo anche un cane vincente nel territorio, perché riesce a resistere a quanto il nostro vasto territorio purtroppo non permette alle altre razze, che venendo da posti diversi non hanno queste stesse memorie immunitarie. Dico, noi abbiamo oggi appunto l'incontro, parliamo di cani, inusuale, ma perché solitamente in questa trasmissione parliamo di cose di Sicilia, quindi il cane è un cane, abbiamo detto, proprio dell'isola, Sì. E volevo capire come nasce questa tua passione per il cane di Mannara. Ecco, diciamo che questa passione mi viene... Sì. Io ho studiato filosofia, non c'entro niente con questo mondo. Siamo però colleghi allora. Siamo colleghi. Diciamo che io, il mio fidanzato, che poi è diventato mio marito, Sì. è un veterinario del territorio di Monreale, che proprio per culto familiare e per sua vocazione, visto che è stato interno in zootecnia per svariati anni, ha sempre avuto il pallino della biodiversità siciliana e della rivalutazione. Difatti delle nostre razze autoctone. Difatti Sì. il suo lavoro non si è limitato soltanto a quello del cane di Mannara, ma anche da parte del consorzio di tutela della vacca cinisara. Ci stiamo dedicando alla capra messinese, e quindi il vecchio detto che il padre, visto che avevano generazioni insomma di pastori, amici, parenti insomma in questa realtà, Sì. era quella che dai cani si vede la buona Mannara, cioè intanto dobbiamo capire che la Mannara è identificata proprio come il luogo di ricovero dal latino manere o dall'arabo mannera, che era proprio stare presso, è il luogo. Quindi significa che un buon pastore ha una buona gregge quando cura anche i suoi cani, per cui il valore proprio prezioso che all'epoca aveva il cane, soprattutto perché dobbiamo ricordare che fino al 1935 la presenza del lupo metteva a grave repentaglio tutti gli sforzi fatti dai pastori per portare avanti le loro greggi. Quindi soprattutto nella zona di Ficuzza, dove si concentravano le transumanze del periodo, si sono proprio create delle convergenze di pastori con i loro cani, le loro famiglieline di sangue di cani, che poi venivano magari scambiate, regalate a Natale. Cioè, per esempio, il cane di Mannara era un dono prezioso che si faceva nel periodo di Natale tra pastori, segno di rispetto e di affetto, proprio per questa gelosia, perché il cane significava la salvaguardia del proprio lavoro. Per cui questa passione per questo cane, che poi ha tanti legami anche antropologici, tipo anche nel suo viso, per esempio per il pastore il cane di Mannara è il cane che prega Dio, perché c'ha una maschera solitamente molto visibile, con due proprio macchie sopra gli occhi, che sono gli occhi che guardano Dio, quindi un cane che non solo è dedito all'uomo, ma soprattutto è dedito alla natura. Questa è una cosa molto bella. Sì. E quindi mio marito si dedica, io chiedevo un cagnolino mi porta una coppia di Mannara, per cui io ho sempre solo conosciuto questi animali, questi cani. Ho potuto apprezzarne il carattere indipendente, perché ricordiamo che siamo in una fase proprio di addomesticamento tra la prima e la seconda fase, cioè il cane ancora non conosce valutato insomma da speciali, da etologi, il cane ancora non conosce proprio la selezione umana, la presenza umana, non la riconosce come fondamentale per la sua esistenza come le razze più moderne, ma è un cane assolutamente autonomo, con un carattere molto strutturato, un equilibrio invidiabile,
che riesce insomma a gestire anche situazioni di pericolo in modo molto, molto concreto e molto equilibrato, non attacca mai senza motivo, difende il suo territorio, le sue greggi, i suoi animali, senza mai essere nocivo o pericoloso dell'uomo se non ritiene che sia qualcosa proprio di necessario. E questa nota di equilibrio è secondo me oggi fondamentale, perché avere un cane a casa che si possa permettere di tenere bambini, di avere visite senza grossi problemi, dico, rimane un cane guardiano, però io mi vanto di averci cresciuto 3 figli con 6-7 generazioni di cani senza nessun tipo di problema. Quindi si può utilizzare anche per scopi diversi da quelli strettamente legati alla Mannara. Perfetto, il cane è un cane guardiano, un cane custode. Quindi per lui non fa differenza se la sua Mannara sono persone o sono gatti o sono galline. Io ho dei cani che vivono con le galline, dei cani che vivono con le capre, dei cani che vivono davanti casa con i gatti. Dico, l'importante è che siano del loro territorio, loro sono territoriali. Tutto ciò che è circondato da delle barriere che quindi loro identificano come il loro territorio è sacro e va custodito a costo di per dire, da attacchi dei vicini. Ho avuto modo di vedere i miei cani difendere le galline, che è una cosa molto molto particolare, ecco. Leggevo che le femmine vanno a partorire vicino ai cuccioli allora, degli animali che custodiscono, no? Questo è anche un evento indotto, nel senso che i pastori, proprio per creare questo attaccamento, usavano proprio far partorire le canne vicino ai piccoli, agli agnellini o capretti che potevano essere. E in ogni caso è quasi qualcosa di automatico, e in questa dinamica non c'è soltanto il nascere insieme, perché poi gli istinti possono, se ci sono, vengono fuori. Diciamo, la cosa più importante in questo caso è il ruolo educativo del branco, del gruppo. I cani di Mannara hanno una gerarchia molto strutturata e queste cose si possono osservare vivendo il gruppo, vivendo i cani, perché c'è proprio una specie di gerarchia tra le femmine anziane e quelle più giovani, magari che partoriscono in sequenza, nell'approcciarsi ai piccoli di capretto, nel leccare per esempio le feci, insegnano ai figli proprio ai figlioletti di leccare le prime feci dei capretti, proprio perché sono quegli odori che poi resteranno impressi per sempre e che per epigenetica vengono trasmessi ai figli e ai figli dei figli. Cioè c'è tutto un sistema bellissimo, un equilibrio bellissimo che questi animali portano ancora nel loro DNA intatto, e che noi proprio in questo ci battiamo per la tutela, perché rovinare un cane snaturandolo, portandolo in un ring, non è la cosa giusta da fare, perché poi si perde l'equilibrio, si perdono tutte queste meravigliose ancora realtà che il cane mantiene e conserva preziose dentro, che forse, ripeto, per me è un ruolo educativo anche per l'uomo, nel senso che io ho imparato tanto da loro, dai loro comportamenti. Perché si tende a farli incrociare con altre razze, tipo il maremmano, mi pare. Allora, io diciamo il nostro primo lavoro proprio sul campo come allevatori è stato quello di ridistribuire questi cuccioli a tutti i pastori che conoscevamo. E onestamente quello che abbiamo trovato dopo 30 anni è quasi nullo, nel senso che purtroppo sia per uno scopo proprio così di moda, nel senso che il pastore sta lì ad incrociare, sia per uno scopo cinofilo, per volere fare un cane perfetto da subito, perché ripeto, noi abbiamo guardato abbiamo custodito dal punto di vista funzionale e non meramente estetico, per fare un cane enorme o bellissimo, perfetto nelle sue misure, nei suoi parametri. E purtroppo c'è questa tendenza quindi a incrociare con Caucaso o Maremmano. Scelta più sbagliata, perché chiaramente sia il Caucaso che il Maremmano, che poi per noi diciamo quello è il cane che potrebbe avere valore, il cane abruzzese, la storia abruzzese, oggi non presentano più quelli che noi ci ritroviamo qui, quelle caratteristiche di cani da pastore o di cani custodi, ma sono dei cani che ormai
hanno subito la mano dell'uomo per una questione estetica e vengono venduti per quello. I cani del Caucaso o i pastori abruzzesi che lavorano si trovano ancora nelle greggi in Abruzzo o nella penisola dell'Anatolia, lì a fare da custodia alle greggi come i pastori asiatici, ma non hanno delle degenerazioni, per esempio anche proprio estetiche funzionali, cioè noi parliamo di cani che saltano 1,5 metri da fermi, lo fa il Caucaso da lavoro, lo fa l'abruzzese, lo fa il Mannara, ma il cane che ti va in ring non ha più queste attitudini. Scusa sì. La nostra ignoranza, il ring sarebbe? I ring sarebbero questi cani che vengono selezionati, questi ring dell'Enci, no, dove vengono selezionati soltanto per una questione estetica e poco funzionale. Dico, io non ce l'ho con la realtà Enci, per carità, spero anzi che abbia sempre di più un ruolo importante nella salvaguardia anche di queste peculiarità degli animali. Purtroppo è l'uomo che, come ben sappiamo, quando vuole primeggiare in qualcosa, di solito noi diamo molta importanza a ciò che si vede all'estetica, quindi siamo noi che, mettendo la nostra mano, andiamo magari a rovinare quello, cioè per avere un orecchio più basso, più alto, facciamo un incrocio e penalizziamo un patrimonio genetico, delle resistenze alle malattie, un'attitudine al lavoro che magari nel cane già è naturale, non ha bisogno di averla corretta. Ecco, questo è il pensiero. Il cane di Mannara non è un cane da passerella, ma è un cane che svolge un lavoro concreto e lo fa bene. Sicuramente sì, lo fa bene, lo fa veramente bene, può farlo sicuramente a casa, in un giardino certo non troppo piccolo, perché poi è giusto rispettare l'animale nella sua realtà, ma farlo vivere per ciò che è nato, cioè un cane che è stato formato dalla terra, dal tempo, a custodire. Il suo istinto è quello, la sua vocazione è quella. Quindi come cane, in questo senso, è un cane a rischio estinzione? Io dico sì, perché diciamo che stiamo lavorando, ci sono delle realtà che stanno, tipo tutela razze siciliane, che si sta impegnando proprio nel recuperare, nel mantenere anche loro, insomma, il cane. Che sono qua a San Cataldo, no? Sì, con Cirata. Ieri su Facebook ci siamo sentiti. Sì, loro insomma da un po' di anni anche hanno avuto questa cosa di voler anche loro recuperare tante belle razze siciliane, autoctone, non solo diciamo di cani, ma anche di galline e via dicendo, proprio perché abbiamo delle biodiversità notevoli che vanno custodite. Quindi insomma questo mi sembra che dovrebbe essere lo spirito di ognuno di noi. Ieri mi faceva vedere la foto di una gallina, la gallina cornuta che abbiamo solo qua a Caltanissetta, bellissima, esatto, bellissima. Che è bellissima, così come la gallina siciliana. Con tutti loro, la loro bellezza non è soltanto estetica, perché poi le uova, per esempio, di questi animali che certamente devono vivere liberi, cioè a patto e condizione, perché è chiaro che poi stando fermi in una gabbia le condizioni non sono le stesse, ma hanno dei livelli, per esempio, di acido urico molto bassi contenuti nell'uovo, livelli di colesterolo quasi inesistenti, cioè parliamo veramente, è come il maiale nero de Neb. Parliamo di biodiversità che è mantenuta nel loro assetto naturale, perché è chiaro che tutto quello che poi va a finire in gabbia diventa altro, hanno delle proprietà delle possibilità naturali di poter farci vivere in modo sano e bene. Ecco, questa è una cosa che... Infatti consiglio sempre di comprare anche al supermercato le uova con la dicitura, poi non so se è vero o meno, ma almeno uno le compra allevate a terra, così almeno gli allevatori in gabbia capiscono che stanno sbagliando, perché se non vendono più... Esatto, ma io me lo auguro, anche se insomma... diciamo che grazie ai cani io per esempio ho intrapreso uno stile di vita totalmente diverso. Ecco, questo ti volevo chiedere, cioè, tu e tuo marito avete iniziato con i cani e dei cani poi per studiare l'animale nel suo habitat naturale avete preso anche altri animali. Abbiamo preso delle capre, proprio perché mio marito giustamente diceva il cane di Mannara senza Mannara non si può capire come lavora, non si può avere un riscontro oggettivo, una valutazione esatta, oggettiva della sua
del suo lavoro, e quindi abbiamo preso queste capre. Queste capre iniziarono insomma ad essere un po' un cruccio per me, perché le capre sono tremende, si mangiano tutto, uno pianta un fiore, pianta una viola, si mangiano tutto. Poi siamo arrivati a un compromesso, anche perché insomma c'ho dei problemi di allergia, intolleranza e allergia alle proteine del latte, insomma lattosio, una serie di cose, e quindi mi sono scoperta questa bellezza delle capre siciliane autoctone, insomma, che hanno un latte molto delicato, molto più delle altre, insomma, delle altre razze. Siamo sempre lì anche per lo stile di vita. Siamo colleghi anche in questo, all'intolleranza al lattosio. Ecco, anche con Cinato abbiamo visto questi problemi, e quindi mi sono dedicata alla caseficazione, all'allevamento delle capre, e dico anche questo lo devo ai miei animali, ai miei cani. Questo sicuramente è un bel tramite che mi ha fatto scoprire un mondo bellissimo, perché insomma stare a contatto con gli animali sicuramente ci insegna e ci fa vivere una dimensione molto, molto naturale, molto equilibrata del reale. E quindi questa mattina mi sa che ti abbiamo interrotto, o stai facendo? Sì, tra un taglio e l'altro della cagliata sto facendo una pasta molle, proprio perché insomma, visto che il latte di capra si presta soprattutto alle lavorazioni dei formaggi morbidi, io ho preso un po' dalle tecnologie nordiche e li ho scese qui in Sicilia, proprio perché mi fa piacere che insomma possiamo provare ad assaggiare il caprino di latte siciliano in varie vesti, cioè similtaleggio, stracchini, spalmabili, insomma. Un modo diverso, però, che ci può aiutare quando appunto uno ha delle intolleranze, almeno ho il piacere di mangiare bene. Voi siete a Monreale, giusto? Noi ci troviamo a Monreale, sì, abbiamo un nucleo di circa 14 cani da una trentina di anni, è un po' dura, però speriamo bene che vada avanti bene sempre, perché noi ci crediamo al recupero di questa razza. Va bene, per chi volesse mettersi in contatto con voi avete una pagina Facebook, basta digitare Cane di Mannara. Cane di Mannara, sì, o tramite appunto un po' tutti quelli che girano attorno al Cane di Mannara, non è difficile, perché insomma varie associazioni così ci conoscono un po' tutti. Va bene, allora siamo in chiusura, non lo so, abbiamo dimenticato qualcosa, volevi aggiungere altro? Ma no, penso di no. Dico, pensiamo siciliano e proviamo a rivalutarlo in tutto e per tutto. Soprattutto, non solo quindi le uova di galline allevate a terra, possibilmente da allevamenti siciliani, e compriamo prodotti siciliani, perché facciamo un bene a noi stessi e all'economia. Alla nostra terra che ne ha bisogno. Viva il Cane di Mannara. D'accordissimo. Okay. Grazie Rossella. Per quanto riguarda Punto d'incontro, l'appuntamento è per sabato prossimo, sabato prossimo abbiamo Giuseppe Lirosi, se non sbaglio, che ha fatto un'associazione che si chiama Simenza, e parleremo del recupero e della salvaguardia dei grani antichi siciliani. A sabato prossimo. Radio Amore ha presentato Punto d'incontro, un programma di informazione politica, sociale, culturale. Ha condotto in studio Ubaldo Scarantino.